Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'appuntamento di oggi è dedicato alle donne. Purtroppo una persona a me cara, che conosco da svariato tempo e con cui ho fatto un percorso, ultimamente ha avuto un problema che purtroppo, devo dire, è molto più diffuso di quello che si possa pensare. È un problema che colpisce molte donne e che ho deciso di affrontare qui nei video per darvi il mio incoraggiamento a fare la cosa giusta. È un argomento delicato, ma è un argomento che purtroppo è diffuso più di quello che si possa pensare. Si tratta purtroppo di queste relazioni molto moderne che avvengono soprattutto attraverso i canali social, dove appunto è molto facile raccontare un po' cosa si vuole all'altro, senza che l'altro possa poi effettivamente verificare la veridicità di queste storie o delle informazioni che riceve. Oggi è molto facile entrare in contatto con persone anche che vivono dall'altra parte del mondo, persone che comunque ci è impossibile in alcuni casi incontrare veramente di persona. Eh, è chiaro che non è sempre così, ci sono poi ovviamente anche altre situazioni, grazie a Dio vorremmo dire, ma purtroppo capita molto frequentemente che donne, soprattutto in uno stato vulnerabile o di bisogno, in cui appunto hanno necessità di sopperire a certi vuoti, certe mancanze o al bisogno appunto di sperimentare e vivere una storia d'amore o di provare di nuovo dei sentimenti, cadano un po' ai corteggiamenti che possono arrivare da questi canali social. Eh, In genere hanno uno stesso protocollo di aggancio, sono sempre molto romantici, quasi appaiono come dei piccoli pulcini spennati e questo fa leva su il buon cuore delle donne e soprattutto sulla loro predisposizione a fare da crocerossine, a prendersi cura, ad accudire l'altro, soprattutto entrare in empatia e dunque se questa persona astutamente fa leva su questi appigli, su queste caratteristiche tipicamente femminili, è molto facile appunto che poi la donna resti agganciata. Dunque dapprima sarà un corteggiamento molto pacato, poi diventerà un corteggiamento più acceso, dove cercheranno di stimolare nell'altra persona, in questo caso nella donna, eh, la, la voglia di donarsi all'altro per sentirsi finalmente donne complete, capite. Credetemi, non sentitevi stupide, sono loro che sono furbi e sanno bene in quale modo far abbassare le difese che abbiamo per fortuna tutte quante, ma è difficile perché per noi restare lucide perché loro sono molto attenti alle cose che raccontiamo e agli spiragli che apriamo. Dunque cosa succede? Succede che mano a mano questa cosa prende piede, loro sanno benissimo che noi abbiamo bisogno di amore romantico, di sentirci uniche, diranno delle cose che ci faranno sentire per la prima volta amate, sapranno esattamente in base alle nostre risposte cosa fare la mossa successiva. Questo purtroppo in genere
non è che sempre sfoci in quella direzione, però che vi suoni un grandissimo campanello d'allarme. Eh, è necessario finalizzare con un incontro, cioè se veramente la persona è quella che è, deve venirvi a conoscere. Non esiste una relazione a distanza che si fondi su queste dinamiche improbabili. Ma esiste poi magari il caso che conferma, l'eccezione che conferma la regola, e sicuramente molti hanno delle bellissime storie d'amore da raccontare, ma torniamo purtroppo all'argomento di oggi. Dunque cosa succede? Che conquistata la nostra fiducia, poi cominciano a muoversi in modo diverso. Un primo tentativo è quello di sottoporvi una loro difficoltà economica, magari vi impietosiscono anche raccontandovi di avere una ex moglie a cui devono dare il mantenimento, oppure vi diranno che hanno perso recentemente il lavoro, sono in grossissime difficoltà, o magari vi diranno che non sanno come comprare lo zaino di scuola, sto facendo un esempio, per la loro bambina, per i loro figli, cioè faranno leva sul senso materno, sul senso di responsabilità, sulla nostra necessità di sentirci utili, come se l'amore che riceviamo fosse in misura delle cose che noi facciamo e non per la persona che siamo. Ma queste sono astuzie sulle quali dobbiamo essere sempre molto vigili e attente, fino a che ci faranno dire quasi spontaneamente: beh, non ti preoccupare, dimmi come ti posso aiutare, se hai bisogno di soldi io ti mando qualcosa. Oppure in altri casi lo chiederanno in modo molto diretto, sempre usando i giri larghi e le buone maniere, ovviamente finte, che vi indurranno comunque a credere che non stia cercando di sfruttarvi, ma farà sorgere in voi il desiderio di andargli incontro e di essere voi stesse quasi a proporvi. E lì è scattato l'inganno, perché nel momento in cui capiscono che voi aprite il portafogli, a quel punto diventate oggetto di ricatto. In effetti poi succede che fatta la prima volta capiranno che la vostra debolezza, cioè ormai vi hanno in scacco, dunque la vostra debolezza è diventata la loro forza. Loro avranno sicuramente conservato materiale vostro privato, perché nel frattempo vi avranno indotto a fidarvi di loro e a scambiarvi materiale molto intimo nel quale voi molto sinceramente dimostrate l'amore nei loro confronti. Questa è un'altra forma di violenza gravissima e, che loro fanno, perché non è giusto, è vero che noi spontaneamente, non è che ci obbligano, nessuno ci chiede con la pistola puntata alla tempia di mandare del materiale nostro personale e soprattutto molto intimo, però fanno leva su una nostra vulnerabilità. Il problema non è che loro lo vedano, il problema è che lo conservano. In effetti la legge su questo è molto chiara. È vero che noi diamo spontaneamente del materiale, ma non sono assolutamente autorizzati a conservarlo né a divulgarlo. Dunque, quando vi minacciano, perché arriveranno anche a minacciarvi, che se non gli date una tot cifra di soldi entro tot giorni, divulgheranno ai vostri familiari, amici, parenti, tutto il mondo che vi circonda, le vostre immagini. Beh, ecco, non dovete assolutamente temere nulla. In fondo è pieno di corpi nudi in giro, ma di cosa ci stiamo preoccupando? Preoccupatevi invece di mandare in galera ste persone. Andate a fare la cosa giusta. Non abbiate timore, muovete il culetto. L'avete dato alle stampe private, però lo avete dato, adesso muovetelo e andateli a fermare, perché quello che hanno fatto voi lo faranno anche ad altre. E se questo fenomeno viene stoppato con coraggio all'origine e all'alba,
Ecco che abbiamo una possibilità di vedere che questi furbetti la smettano e che paghino il loro prezzo. Non importa quello che verrà o se non faranno neanche un giorno di galera, visto come stanno le leggi italiane, ma le belle carte penali restano macchiate e questo ci sia già sufficiente, senza contare che non dovete niente a nessuno, nemmeno sentirvi in colpa se avete creduto nell'amore e nel fatto che potesse essere magari la persona giusta per voi. Non è colpa vostra, ve l'hanno fatto credere. Certo, dall'altra parte siamo stati ingenui, ma non importa. Se l'ingenuità vuol dire credere all'amore, va bene, però che non diventi la vostra condanna e soprattutto un motivo di umiliazione in nessun modo. L'amore o quello che pensavate fosse non è mai motivo di umiliazione. Dunque voi continuate a camminare a testa alta e non preoccupatevi, piuttosto fate la cosa giusta. Per quanto riguarda poi un intervento occulto, intanto andate nei canali ufficiali, fate denuncia immediatamente, Polizia Postale e Carabinieri, ma senza passare dal via, neanche a pensarci. Appena vi arriva la prima, la seconda minaccia, portate tutto il materiale che avete, schermate, videate, le conversazioni chat, non vi deve importare niente, tanto ai carabinieri non gli importa di starvi a giudicare per quello che avete fatto, gli importa portare giustizia e sono lì per quello. Fatto questo, se poi vorrete passarvi il piacere di vedere una giustizia divina in atto, bene, io sono qua a disposizione e sicuramente magari non se ne accorgeranno subito, ma non vi preoccupate che il conto gli arriva. Intanto però andate a fare la cosa giusta, che quella è gratis ed è vostro diritto per voi stesse e per tutte le altre donne. Spero di avervi dato le informazioni giuste, sappiate che non siete sole, sono tantissime le vicende, anche se non se ne parla, sono tantissime le vicende, ci sono addirittura dei gruppi Facebook su cui questi disgraziati condividono foto perfino delle sorelle, delle compagne di banco, delle amiche. Sappiate che è vero, noi donne siamo ingenue, ma molti uomini fanno proprio pena. Perciò non abbiate timore, perché ci sono ancora uomini giusti là fuori, andate a denunciarli, andate a denunciare questi soggetti, senza paura. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi ripeto, se poi vorrete, contattatemi, a me basta il loro nome, ma intanto voi andate a denunciarli. Vi abbraccio, un grande abbraccio, care amiche e sorelle. Non dovete avere paura di niente, andate a fare la cosa giusta. A presto, dalla vostra Hildegarda.